Settima e ultima dal Savio di Cesena, un miglio per 4 anni, non vincitori di 9.000 euro in carriera, 11 al via, 1 Balsamo Leone, 2 Birba Code, 3 Bella Cam, 4 Biscuit del Nord, 5 Boema, 6 Braveheart Zac LG. Seconda fila 7 Bassù ZS, 8 Berenice Mag, 9 Bagar, 10 Brunello Grimm, 11 Black LL. Autostart che entra in addirittura, tende ad accelerare e a lasciar partire i concorrenti di questa settima e conclusiva dal Savio di Cesena, con l'errore da parte di Birba Code, veloce Bella Cam, che cerca di contenere Biscuit del Nord, Numero che 2, insiste al largo, Birba Bella Code Cam che imbocca la prima curva al comando, al largo Biscuit del Nord, lungo la corda c'è Balsamo Leone, cerca di parcheggiare Maurizio Visco in seconda posizione e vi riesce, avanti a Balsamo Leone, i primi 200 passati in 14,4 da Bella Cam. Bella Cam leader nei confronti di Biscuit del Nord, in terza posizione Balsamo Leone, poi ancora in quarta posizione Bassù ZS lungo i Birilli, i primi 400 completati in 29,7 dalla figlia di Varenne, che guida anche al completamento dei primi 600 metri di gara, che passa in decelerazione in 45,5. Davanti alle tribune in vantaggio Bella Cam nei confronti di Biscuit del Nord, Balsamo Leone, viene via in mezzo alla pista Brunello Grimm che aggira Boema e cerca di portarsi a tiro di Bella Cam, la quale accelera 31 questi 400 metri. Bella Cam in vantaggio, Brunello Grimm al largo che prova ad attaccare lungo la corda, Biscuit del Nord galoppa Bella Cam e Brunello Grimm passa a condurre nei confronti 3, di Biscuit del Nord, che mette in difficoltà Balsamo Leone, il quale sbaglia, e allora ha preso vantaggio Brunello Grimm, che è scappato dal resto della compagnia, ha preso margine probabilmente incolmabile, cerca di mettersi sulle gambe Bassù ZS che si trascina Bagarra a 400 dalla conclusione. Brunello Grimm in vantaggio, 1,29,8 i 3/4 di miglio a 300 metri dalla conclusione. Brunello Grimm in vantaggio, isolato in avanti, cerca di arrivare Bassù ZS, cerca di arrivare Bagar, l'ultima curva passata in 15,4 da Brunello Grimm, che ha ancora margine davvero importante. La retta d'arrivo è una formalità per Brunello Grimm e Davide Angeletti, che portano a casa il successo. Giuseppe Citarella al training, Giuseppe Bellopede ai colori. Il successo di Brunello Grimm, che vince nei confronti di Bassù ZS al terzo Bagar. 32 la chiusa, 1,15,2 il ragguaglio cronometrico, percorso netto e percorso vincente per Brunello Grimm, figlio di Owen CR, che attacca dopo un giro, passa nei confronti di Bella Cam di galoppo e nel finale si isola per portare a casa la vittoria. Il successo alla settima dal Savio di Cesena è tutto per Brunello Grimm.